Allora, che mi dice? Se mi fa 800 euro e le vengo pago. 800 euro. Cambiate il radiatore. Ma questo non è il radiatore, questa è la centralina. Minchia, mi sgamò. Come si permette a dubitare? Questa è una centralina cinese che diventa radiatore. Se lei non ne capisce niente, allora solo fa lei il lavoro. E mi lasci lavorare che devo cambiare adesso la ruota cinese. Quello che i terroni non dicono. Scusi, via Libertà? Allora, gira intanto a sinistra, prende dritto per 300 metri e gira di nuovo a destra. Fa inversione U, gira a sinistra 20 metri e si ritrova a via Libertà. Ha capito tutto? Il ricordo solo gira a destra. Certo, perfettamente, grazie mille. Scusi, una domanda. Cosa ha intenzione di fare adesso che è diventato sindaco? Ma accattavi la macchina e un motore. Posti di lavoro per tutti. Grazie, il grande sindaco. Lei è africano, terroncello, latitante. Senti, ma cosa stai mangiando? Arancina. Ma la voglio pure io, ma che gusto è? Signorina? Ora ho futto. A sburro. Un'arancina a sburro. Ma come si permette? Lei è un porco! Ma perché non lo sa dire, lo deve fare con faccia eccitata. A sburro. Va bene, adesso basta, sto chiamando la polizia. Emanuele. Tony, da quanto tempo che non ti vedo? Tempi in liceo. Che bella moto, che ti fai sti picciole. C'è un'azienda che si occupa di comunicazioni in tutto il mondo. E tu? Sai lo è canna saida. Io ho una fabbrica di sardine in scatola da leccarsi. Esatto, i baffi. Il lavoro è di 1800 euro al mese. Però le devo fare una domanda per capire se lei è il sudo siciliano che pur di prendere il lavoro direbbe di essere astrofisico nucleare. Quanto conosce l'inglese da 1 a 10? Boh, saccio dire solo what's your name e manco saccio che significa. Resh. Perfetto, il posto da interprete è suo. E adesso può avere un acconticino di questi 1800 euro. Ma lo dica in inglese? Picciole. Vaticone.